Alcune di queste riprese sembrano quasi risalire al lockdown di primavera, se di tanto in tanto non apparisse un passante in cappotto a ricordare che non siamo ad aprile, ma a dicembre. Il fatto è che a Venezia il lockdown di Natale è sostanzialmente già entrato in vigore da giorni e ha radici molto più profonde e molto meno passeggere di un DPCM. È il frutto di decenni di spopolamento che hanno letteralmente desertificato la città capoluogo di regione del Veneto. È il risultato di uno sviluppo economico monodirezionale fondato sul baratto dei propri abitanti con milioni di turisti e delle loro abitazioni con centinaia di alberghi. Oggi, che mancano anche i turisti, le strade rimangono semideserte. Il comune di Venezia, entroterra compreso, ha perso 110.000 residenti in 50 anni, una città delle dimensioni di Vicenza. Un esodo di proporzioni devastanti che non ha mai ricevuto risposte ad alcun livello politico e amministrativo. A gennaio Verona ha superato per abitanti Venezia, Padova potrebbe farlo entro la fine del decennio. E questo è il biglietto da visita con cui Venezia si appresta a festeggiare i suoi 1600 anni di storia. Immagini che più che filmati sembrano fotografie, tanto tutto immobile. Portoni sbarrati, saracinesche abbassate, finestre chiuse di negozi e alberghi fermi, di case vuote.